Complimenti per extension sulle massee. Grazie. Assessore. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Manca un quarto e 8 e un quarto, trasmissione di politica con approfondimento sui temi di attualità in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio. Fermo ciao a tutti i telecittadini. Benvenuto assessore, naturalmente alla postazione social, la nostra Elsa Fagin. Buonasera a tutti. Uno smack di simpatia dalla donna che vi farà battere il cuore. Infatti ci veniamo un infarto forse a guardarla. Per piacere, assessore. Allora, una notizia di questi giorni dice che i costi del sistema sanitario regionale sono in continuo aumento. Senz'altro. Ora, come politico, come possiamo invertire questa tendenza? Bravissima. Allora, partiamo dal presupposto che noi... Chi? Dal presupposto. Il presupposto. Senz'altro. Che noi di Molto Buio, Fermo Chiaro, partiamo da due considerazioni Sì, di fondo, due sì. proverbi. Il primo risale all'epoca degli antichi fenoci. Fenici, credo che siano fenici. Ah no, fenoci. No, sono fenici. I greci forse. No, per piacere, assessore, per piacere, vada avanti. I fenoci sostenevano sempre che mean sana in corpo sano, no? Cos'è che sostenevano? Che era importante mangiare verdure, Mea dicevano. sana in corpo sano. Non dicevano mean sana in corpo, dicevano men sana in corpo sano. Vabbè, lasci stare, vada avanti, vada avanti. L'altro proverbio da cui che partiamo è quello che dice: ma se una mela al giorno toglie il medico di torno, in Sì. val di non, gai dottori. Me lo sono sempre chiesto anch'io. Brava. Ma che razza di domanda è? Io non me lo sono mai chiesto, ma non è che... Male che non te lo sei chiesto. Bisognerebbe essere più curiosi della vita, sì. soprattutto chi fa il tuo lavoro. Curiosità è importante. La curiosità, si dice, la curiosità fa l'uomo ragno. Chi? Fa l'uomo ragno. No, cosa fa l'uomo ragno? Non è l'uomo ragno, è l'uomo ladro. No? Cosa fa anche lei? Lasci stare. Possiamo andare avanti cortesemente Esatto. con... Allora, qual è il problema della sanità? Abbiamo detto i costi. Allora, noi abbiamo aperto una clinica, una Sì. nuova clinica privata e un ambiente insomma abbastanza pulito. Bravo assessore, bravo assessore. Come abbastanza pulito? No, scusi, cioè, dovrebbe essere pulito, molto Senz'altro, pulito. senz'altro. Cioè, no. Abbiamo un staff di medici, quasi tutti laureati. Cosa bravo, quasi tutti laureati, voglio dire, devono essere laureati, sono medici. Lasciamoli studiare stitosi. Ma come lasciamo- Siamo Perché- contro lo studio adesso. No, non siamo Guardi contro che lo- li sparo. Lasci stare giù queste... Cioè dico, se sono quasi tutti laureati, a che punto sono di medicina? In medicina qualcuno si occorre ai superiori? Bravo assessore, Sono andato a bravo. mandare che tu cosa volete fare da grandi? Ah, dottore, allora li abbiamo ingaggiati. Bisogna dare una mancia a stitosi, no? Una chance, non una manche. Poi Esatto. voglio dire, ma lei ci sono i costi della... Lasci giù queste mani. Ci sono i costi della sanità che aumentano e lei Appunto. apre una clinica privata che tra l'altro neanche funziona bene. Bravissimo, questo è il punto. Perché la sanità costa tanto? Perché la gente va, si cata pulito e torna. Il problema è che ritorna. Allora da noi che si catano male non tornano altro, così sparagniamo, la gente si curerà da sola, capisci? Questo è il futuro. Evviva Sparagno, evviva Senz'altro, Sparagno. senz'altro. Metta giù per piacere. Lasciamo stare, quindi possiamo chiudere qui questa serata e quindi diamo appuntamento alla prossima puntata di Manca un quarto e 8 e un quarto.